serata lieta e diversa dalle altre. Con o contra ci si propone di conseguire due scopi. Il primo è quello possibilmente di farvi divertire, l'altro è di farvi conoscere le opere teatrali di autori siciliani. Vi ricordo infatti che già l'anno scorso la stessa compagnia ha presentato il testamento dello zio canonico, sempre di Martogli. Questa commedia, sempre scritta da Nino Martoglia, autore siciliano, è in 3 atti ed i temi dominanti sono l'ignoranza e la disperazione, che portano a credere che sia la barra dell'opolera a provocarlo e o contra a risolverlo, diciamo così la medicina. Ci si augura che l'iniziativa di questa sera serva da stimolo a lavorare di più e meglio per la promozione culturale del nostro paese, di Mussomeli. Un ringraziamento particolare va al sindaco Saraurizzo Novello e che si è adoperato affinché tutto andasse per il meglio ed a tutti gli altri amministratori comunali ed organizzatori. Infine gli attori vogliono ringraziare voi che siete intervenuti e vi auguro in questo modo di trascorrere un'ottima serata. Grazie. Che ce l'avete con me, gentilissima donna Francesca? Che fu?
Sempre in collera siete! Cara donna Sarina! Cara donna Sarina, la mia servitù... Padrone e domini da casa, affettatevi. Dunque, donna Cicci, che vi accade? Annunziatevi! Bene, là il cucchetto del municipio che mi sequestrare certe feste. Vi ordini dell'ingegno invece. Ingegno e ingegno! Che vi scappa da quella bocca? L'igiene! L'igiene! E quel usin, che ci venisse un corpo di sangue, vicenda con mia e con le mapete. Ma che sindaco è sindaco? Non smammate trova dall'aria! L'igiene è... La scommessa che non lo sapete manco voi. Non lo so! Non lo so io! È che è una cosa difficile da spiegare l'igiene a voi donne scognite, gente ignoranti. Per esempio, voi portate ponti, mutande, va? Ma per cui niente a spiegare la vostra tu? Cosa c'è di male in quello che ho detto? Bene, io non c'è figlio. Io mettiamo non ne porto. Io questa cosa che faccio non affronto a dentro. Ma naturale, non c'è niente di male. Però è antigienico. Perché essendo senza mutande, voi specialmente che camminate come una papardella, E poi come un gardello spennato. ma no, sbattendo la veste qua e là, producete una colonna d'aria e solleva il provolazzo, che ne viene di conseguenza che il microbo che si trova accovacciato nel mezzo alla scala si solleva col provolazzo, si infila sotto la veste e trova le mutande, tupì e dice che posso entrare. No, non potete entrare. E se ne va. Invece si trova la persona senza mutande, il microbo si può accovacciare e attaccare al punto debole e che ne viene di conseguenza che se ne può incubare la malattia. E accettatevi imbruglione. Ma che vi state inventando? Vangelo sacco santo, amiche mie. Invece con le mutande il microbo trova la porta chiusa e non può entrare. E che c'è l'ingegno? Torno e replico l'igiene che su solo. Per esempio, tenere pulite le massarizie domestiche, guardare prima di bere se nell'acqua ci sono sanguisughe o altri parassite, preservarsi dalle correnti d'aria, specialmente quando c'è vento umido proveniente da levante, dove il sole è più sortizio e sbombica i focolari del morbo asiatico. Alla faccia vostra! Insomma, per concludere, l'igiene è un preservativo, ecco. E le vanno per i piccoli che si preservano. Oh, bella, dalla dissenteria e dal colero. A chi? A chi niente sapeva? Niente. Perché? Come? Ci hanno stato da 5 a 6 case al giorno. Alcuni medici dicono che è colera, altri che è dissenteria. O culero ora in me si trova, che c'ho il cane dell'altro. Ma che puttana, non diciamo sciocchitudine, chi è che buttano? Ma che siete il bagista voi? Di quelli che credono che il microbo si trova accovacciato
dietro le porte, o il governo glielo mette nelle polpette come ai cani, o ce lo spruzza dietro le porte a uso di profumeria. Ah che no, Battista, siamo qua. Bravo! Santa Giuliana. Ma perché il governo dovrebbe fare tutto questo? Ah, perché siamo qua e non possiamo campare tutte queste bocche? Non pensano all'altro che a fare figli, o il governo per non farne mangiare l'uno con l'altro, né d'una a parte. A cos'è che restano campano miei? Povera Sicilia, terra di sciocchitudini. Sentite, fa certe volte più danno l'ignoranza di 100.000 terremoti di chi ci ballerete. Ma non vi vergognate a dire queste cose di gentozze? E allora perché muoiono solo le puri e che direi che restano bene? Oh, bella. Prima di tutto perché i ricchi, potendolo fare, evacuano la città e se ne vanno sopra la montagna, dove il freddo uccide il microbo. E poi perché usano più igiene, sono più igieniche. E non sono zunzati come voi, che vi lavate la faccia solo una volta alla settimana e non osservate l'igiene. Io siete tutti una cosa con la monnezza. Oh, Don Godo, venite qua, tradete, che caccia il brunito, tradete, vedete. Don Posito. Facciamo le mani, caro Don Procopio. Caro, sarà lei. Casa di voi. E che fa? Non mi vedete che sono fame? A che ne pare? Che ora io me ne iva. Don Godo, sentite a Don Procopio che dice che non è vero che Oculera si ecca sulla barra o che si spruzza, ma ora vi spiega che è colonna d'aria. Sì, signora, colonna d'aria. Che solleva il microbo e lo fa limpare da un paese all'altro, da un quartiere all'altro, da una persona all'altra. E perciò che ne viene fuori? Il focolare, e producendo un vomito di infezione. E allora che caccia popolare che c'è? Un vomito. Sempre mi insegnano siete. No, dopo 2 ore che mi spolmono a spiegarvi ogni cosa. Già, parlare con voi altre donnicciole non c'è sugo. Non sapete sentire una frase? Non capite chi vi trasformate dalla bocca? Parlate perché non ne potete fare a meno. Ma che volessero bene il Don Procopio? Qualmente che non ci sono persone che vi possono rispondere. Parlate con me che sono uomo e vi posso dare soddisfazione su qualunque cosa. Che dicete? Oppure non è che caso? No, Sì, gli è colonna d'aria, gli è fatta. gli è corrente atmosferica. Gli è fatta che state da tenere in porto. No, Sì, ma c'è paura che venga un morto e me ne dite che è vero. Se lei ha visto quello che mi. Cadovese, grande ignorante, ma Cadovese. Cose di tanto mondo, cose che non si possono scordare. Chi è deceterne uno? Una sola e vale per tutti. L'oculera dell'86 camminavano come le pida fino al 9 di settembre da tutto questo quartiere dell'Orrione che non c'è stato da una mortalità e manco un dolore di panza. Perché? Perché la colonna d'aria ancora non aveva passato. Settetevi colonnista, perché la notte facevamo una guardia d'ora, curcate davanti alle statue, le porte, e con certe scoperte e certe fucine. Azzettetevi, pallista! C'è la gran vigilanza che faceva la popolazione, erano tutti settembre, e venivano da questo con vestito. Io, Matteo, Lucia e dannata da tinta, buona ragione. E ne fecimo una bella insalata di pomodoro, citrola, origano e una bella cipolla calabrese. La mangia. E mangia che ti mangia, ne fecimo la panza tanto. Ma che rompetecco mi state facendo venire? Gli ha lasciato rompere, presecchetti da un coso. E voi ascoltate un po',
buono, Don Procopio. Ma lei prisegue, professore. La Santa Armuzza di Reggio, che tornava da Reina con Satarretto, aveva portato un melone rosso da Crussè e l'aveva messo un fresco in un pozzo. Alla venuta dell'insalata, tira il melone e lo spacca. Rosso come una paparina, simuloso, dolce. Lo taglia a pezzi e copiglia piglia. Ne fecimo una panzata. Alla pace! Vi azzittete, ve la state finendo? Buono, buono. Nel meglio ti lavamo la faccia con la fetta del melone. Nell'aria, che bello! Scansate, assiste qualcuno. Vero è che ci può dire. Niente affatto. E allora che? Ha buttato un bravo. Un pallone spettacoloso. La camminava proprio in capo di 90. Pallone. E di che genere? De capo. Uno stoppino addomato di sotto. Ah, ho capito. Sta bene, la mongolfiera. No, senza pena. Non altro che c'era attaccato una moschetteria. Con la miccia addomata. Ah, sì signora, la mongolfiera di carta velina con la sorpresa del tricchi del track. Troppo proprio, non parlate a fosse e fece. Perché è un sogno con queste fermanette chiare. Ma le potete imbriacare con 4 pallone imbrugliate che sapete dentro. E ci mettete a capire tutto che tu cavolete. Io aiuto alla scuola, meglio che vuoi. Oh, Vai al teatro e sacci la storia di Francia. Che sto per sapere. voi altro non siete che un armadio di gibbia. O per meglio dirlo, a forma all'eccicuta, bestia irragionevole di pantano artificiale. Tanto è vero che state venendo a una conclusione animalistica. E lasciatelo finire prima. Lei prisegue, professore. Per farla breve, fanno sto pallone proprio sopra i nostri testi. E tutti lo stavano a guardare con occhi spertati e le nasche nell'aria. Spara da moschetteria. Pa 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 pa. E ne gettava incontro una promulata di serratura. Ogni tanticchia da serratura era una palla di culera fulminante. Tante parole, da così, ragione avete, Don Goro. Gli è cosa di pigliare in un governo e calarlo in una callara di pinci greca. Che povera gente, cui fa notte prima di mezzodì. E poi a voi, lo sapete dov'era il colera quando questi casi mangiarono chianzalà? Lo volete sapere? Da barra e da moschetteria. No, in quei pomodori, in quelle citriola, in quelle cipolle che si saziarono a panza china, nonché in quel cocomero che calarono nel pozzo inquinato e che si hanno ittato nella faccia sporca di gallo, che si lavano ogni vigilia di Pasqua. Ecco dov'è. Sì, un'insalata stava a fare. 2 citriole della rigano. Cosa di Don Procopio? Per questo vi chiamano menzognaro. Vi persuadete, caro Don Procopio? Mi persuado che la coda è la più dura da scorticare. Voi siete quello del pallone e della baggia e questi signori che chiamano il microbo minico e credono alle vostre minzignerie. Ecco come la dovete avere. La dovete avere più dura delle altre la vostra coda. Scusate un momento. Avete appungente la piccola pianta. Quando ci dico una cosa. Tina! Oh Tina! Che volete nate? Chi sta facendo? Stai sciacquando! Non si muove di giù, lo senti?
Con permesso, signori miei, state vicino a questa pignata con Maricetta. Con mare, me ne ieri, che puoi tu stare qua? È buono, un momentino. No, dove stai tornando? Don Procopio, aspettatemi magari voi. Io devo affacciarmi dai giudici conciliatori e poi devo fare un po' di scuola. Oh diavolo! Ma ricordate che ti deve presiedere la perizia in pretura. Signori miei, scusate, arrivederci. Una perizia in pretura. Questo, vedete, che si intacciò il cilindro per farmi la scimmia, mentre prima andava in giro col cappello di filo. Questo che si dà l'importanza di andare in pretura. Già, mi hanno visto dire che io andavo dai giudici conciliatori e ho voluto salire un gradino di più. Questo, lo sapete dove si rega? Oh! Non sapete la Buzzecuta. Ma a Tito Cristo lo dico a titolo d'amicizia. E sapete, fece a domandare qualche pietanza di mossa, ossia esca di pesce. Cristo a titolo d'amicizia, perché non ha da dove estinguersi dall'invidia. Don Procopio, se tu parlate così difficile, voi parlate e voi vi sapete sentire. Già, tempo perso con voi altre donnicciole. E con voi può fare colpo solo un cretino con Zimeni. Perché per risparmiare qualche soldo, mettete di canto me per servirvi di lui. Lasciate lui sto discorso. Don Procopio, più tu mentre che siete qua, non lo facete un favore. Se posso, anche due. Ma da scrivere una lì, un calamaro c'è, la carta là in casa qui. E come mai? La che stava io per farmela scrivere su la banca dei barrelli. A quello scribacchino, ignoranti e strafalario, voi ci date 2 o 3 soldi per una lettera piena di spropositi, quando invece ve la faccio io, esatta, convita, perfetta. Grazie Don Procopio. E cosa ha visto, sa visto? Qui è cosa? L'ultima volta che mi scriveste non mi detto no. Sì, ma Pablo, la scorciamoscia, fluttuando. Tanto che quando me lo ha messo in zacchetta, si spapolò subito e ne venne fuori il liquido e mi zunzai tutto il gilet. È buono che stavolta viene ogni dopo per compenso e tutti dopo la scoccia buona. Ah, non dovete credere che pago per interesse, va? Ah, a chi volete scrivere? A una padrona di casa. Siete amiche? A te no. Ne spartiamo lo surno e ne abbracciamo per le spalle. Spiro a Dio che l'hanno ammazzato. Ho capito. Dunque, scrivete, grandissima sbriugnata che non si dice. Capite? Così voi volete fatta la lettera da me? E allora fuori. Che voi leggete, dettate e io scrivo. È buono, scrivetela a piacere voi. Il come e il quando ve lo dico io. Voi ditemi il senso, il concetto, uno di tutto. Di chi si tratta, di chi non si tratta. Per scriverla poi ci penso io. Si tratta che sta gran vetusa la una padrona di casa, a causa dei 7 mesate che c'è dare. Senti solo. Ah, perché che vi pare una sta? Cosa qui? Mi fece levare i canali d'udire. Le tegole. No, canali, già armarete, va. Le tegole. Lo seguite, va. E mi sta facendo pigliare una polmonia. Non solo, ma se è vero che c'è un colera, trovando un dietro scoperchiato, e poi ne sarà guarda di notte e notte. A chi ci volete scrivere? Ci voglio scrivere che chi è stata nella metà e ci posso fare qual è. Perché è vero che è rimannato da oggi e domani, ma sono pronta a fare fatti e a pagarla fino all'ultimo centesimo. Ma qualora mai mi fa mettere subito i canali, bella, spiccia e Don Procopio. Ti sento su.
2. No, mi ho alzato agli 9. Allora è fatto, uno che sbadiglia. Onorevole signora. Ma quale onorevole, manco un deputato che è. Va, allora scrivitela voi. Ah, buono che siete permelosi, scrivetela a piacere voi. L'azione di livarne le tegole di sopra il focolare domestico. A chi c'entra lo popolare? Lo popolare non dalla cucina sta. Significa Fallo per me, non parlo più. il focolare domestico che lei mi affitta, virgola, è degno di tempi antichi, purtroppo finiti, onde è pregata di farmi rimettere subito utensili arbitrariamente ascoltati, perché io le garantisco che verrò presto con lei a vie di fatto. Oh, Guardate che c'è capo. E che vuol dire? Ce l'ha sua figlia ora per Pedro mio. Ci vuole un pannere come figlia, e Napoleone una cosa. Pigliate messo presto. Non pigliare avanti o tinta disonesta. Che la mia figlia, manco per schifare io la su puricinetta. Mi cangugna questo convoglio di cazzarola, strascinata tinta. Con mare Concetto, lasciate lo suo tresco. Lasciate la scambrita. Che vigno io. E vieni, che tu ogni volta parte una carattia, c'è con la ferrugenuta. A mia. Don Procopio, non niente male. ah, è impegnata che non dà peduglio con le cortigiane di rimpetto. E voleva dalla vista? Io che posso fare? Io sono amico di tutti, quindi devo restare neutrale. A bell'uomo da te, camminate in casa. No, vi dico che sono neutro. Silenzio, Vi dico che sono neutro. battete. Oh, bella madre. Calma, signore. Colpa tua. Vita mia, che sei colpa Mamma, E stavano con la spalla vostra. fa. Questo è il ringraziamento. Mi butto in mezzo a quelle sciarrone a scopo di pace che se la prendono con me. Ma come se... Non c'è gente. Mi hai sfogato il cuore e la pancia. Già, si vede. E come se si vede? Via, datemi almeno una spazzola. Una scupita, va.
Io pure volesse sapere che c'entravano un'unità muscolare e Paola Cannalonna che si chiaro di parte. L'abbassasse per Camadonna. Ma non attizzate nuovamente in verbo voi. Ditemi piuttosto l'indirizzo di questa lettera. Niente, senza interesse, ce la mando di mano a mano. Come volete, ma io vi ho servito. Passa da panna all'avanti. Capone facciamo i conti di sola sola. Passa da panna, Celeste. Ti dissi con te. Accorda, gruppo e gruppo. E ce l'ho messo cazzo. Accorda, gruppo, ce l'ho messo come sicuro. E allora caratteri, caratteri. Io, te lo dicevo, sono neutrale io. Mi pare che vi ho servito, donna Gicina. Lo sapete che Ciucci Biello è fiume d'amore, ci portava di nostra palazzo. Ancora ci pensate? Ma che siete scialtrone pure voi? Va, parliamo della liccia. Ma io e tu, chi stava a te, che mi sgracciarono la faccia a cicca stronca. Non ci so più, ma io alla casa ne vai a fuoco. Bello affare hanno fatto con voi. E pigliare l'uovo. Maria, tutte cose pigliate. Guardate che c'è qua. Tagliate da mezzo basta. Tutto pigliato. Piglia. Come una cotta diventata. Tutta perduta ieri. Non si può mangiare più. Ah, tu carbone. Tutte cose pesate. Ma pensare tutte cose. Stai scattando. Perché se uno poi certe volte perde la libertà. Sentite, io mi trovai ammiscato in questa faccenda, ma ancora ne casacci il motivo e le conseguenze di questa sciagura. Di che si tratta? Io volessi sapere. Perché mi ha domandato? Perché stava trattato? Di Don Famoso e ti sono istarito. Ah, figura bianca. Ah, ma perché vi siete azzuffati? Ya perché non ne poteva più. Ya di un figlio che ci studia di capitano. E ci pare da bene, ma trova che? Capitano, io che sono un capitano di mare a giorno oggi, si puzzano dei pesci. Stavi dicendo. Dici che è arrivato un tuo solo. Ogni mattina che vanno in conservatorio, dice che piglia lo sole. Ma che cretina, come lo può pigliare lo sole? Ma che agire? Poveretta, non si sa spiegare. Dice che va all'osservatorio e piglia l'altezza del sole. Ecco qua piglia qua a scala. A un angelo. Non sono cose vostre, col sestante e con l'ottante. Vabbè, è un 90, terno in secco. Magari ora che siamo soli vi mettete a fare un insegnante. Replico, non sono cose vostre. Proseguite. Poi ci fa vedere a tutti un libraccio tanto che si chiama Fanatica. Già, baccalaureto. E dice cosa figlio ci trova le firme. Secondo, per pescare. Ma che ignorante siete? Si chiama grammatica e ci trova le verbi, capite? Pare tuo solo. Con tutti questi studi che hanno, sempre un tasso di famiglia. Sicuro tira per la figlia. Ah, la pretende. Ya pure, ci fa poesie, ci fa serenate, ci scaccia luccio. E io, per levarci sta commedia, pigliavo e ci desse un'educazione. Ah, non immagino cosa vuoi scegliere. Un mare concetto. Che a fare con lo vostro figlio? A me il suo discorso contenuto se non mi piace. Pare che ci avessi sparato. Ne sceggia lingua tanta. Sì, capo l'avete puzza. Hanno cominciato a parlare. Che sto onore non è più mia. Che la figlia non mi è degna dello suo figlio.
fare sto zitaggio, non sogno io. Io ripiccai come ero di dovere e ho visto dove ti vesto. L'ho visto e l'ho inteso. Che ne dicete, ah? A Cagliardini. Insulti a mano armata con percorsi, con echivosi. Non è crisi. Echimosi, ossia ferite lacero e conduse, visto che siete raggomata e lacera e condusa. Ma quale catosi? Ma chi era Fontana? Ma Statevi muta voi, con una querela per direttissima, ne bottigliare da 6 mesi a un anno. Cos'è dicete? Garantito. Ma però c'è un però. Trattandosi della pecora bianca, io non potrei accettare la vostra rappresentanza. Perché, come è vostro solito, nell'agna questione che aveste voi 2 mesi fa, con pecora bianca, con Mari Concetta, mi ha chiamato e voleva stesa la querela contro di voi. Ma io ci ho risposto, ma chi siete pazzi? Contro donna Sarina la Petraliana, vicina intrinseca. Ma non sia mai, perché se ne va male, cantura come vedeste, benché io ero neutro, si ne sforò contro di me a tradimento. E poi vi scandate, eh? Perché solo ritiraste voi? Io? Mi scanto io? Allora non mi conoscete. Quando è questo, allora datemi sedere e stendiamo subito la querela. E perché si sedere? Va bene. Per le prime spese. Le prime? Ma perché ce ne essere altre? E la seconda? Chi se si ricorre in appello? Ah, parlo di spese. In quanto a me, voi lo sapete, che con me voi non vi rovinate. Tutto a più qualche uovo per levare l'incomodo. Vai, donna, niente querela. Avere querela, ieri che mi rongi con una figlia, con cicca stronchete, con una nipote vesperina, ma solo l'ora piange minestra e ci ne dava una pizza che la mi fare minchiare come una ciaramella. Bravo, io così la querela a figlia Issa, ve la fai Issa. E che sia buona così di seleri, li spenni io. Veniamo la mano. Va bene, senza chianti, non ci pisciate. Oh bella, perché usate questi termini così bassi? Ditegli occhi piagnoni. Che avete, donna Catina? Non sapete come mia madre, che uno ma quando le stavo cantando. Ah, ditemi, perché non potete parlare? L'attengo io, non vi preoccupate. Donna Sarina, lasciatela sfogare la piccina, perché per davvero se ne può occupare una malattia tubercolotica, va? E mia può parlare quando vuole. Chi ha? Chi può? Sino stupido. Io mi volete domandare, non posso voi che diceste voi. Non posso voi che mi mettesse un testo. Ma come? A Peppe? Io? Sciampo il diavolo, ma che ti scappa di salute? Non posso voi che diceste che è un bello giovane, che è di talento, che è di riuscita. Ah, per questo non c'è che dire. Si farà strada. E io che te ne sta tia, ma faccio l'amore? No, ma quando sapessi che mi tagliava e mi mandava poesie, a voi vedevano lui che veniva a dire tutto questo. Veniva a dire, catino bestia. La verità, in questo caso, non è la piccilibbia che è bestia. E perché cosa sogno io? Che cosa? Come tu? No, cengiate voi. Ah, qualcuno deve essere. Già mi fa nulla di. Ah, figura. Giù. Ehi, bravo, ma voi non ci volete dare quella? No, scusate, don Prototo. Io ho parlato, non scappo. Chi c'entrava, che c'era? Perché non c'è domandare che devi fare quello so bene. Che bisogna uccidere perché mi
Giusto, giusto, donna Sarina, siete stato precipitoso! Precipitosa! Va, levatevi. Voi siete dei indigestivi. Quando non è che vi mettete le cose come appartiene. Che vi affari? A aspettare che cose si mettevano malamente per poi ci considerare ripasso. E ma vi a rispondere con disprezzo. Voi state un delinquente. Chi diavolo la figlia meglio di lo sapere. Se parliamo di nascita lo sappiamo tutti che hanno anche siamo meglio dentro. Ah, perché capisco che siete di Lignaggio, se non sbaglio. Dunque, mamma detto, ieri era padrone di un carretto. E mio padre era capo cantoniere. Allora, mia figlia, disprezzando la meglio di qualche anno. Ti braccia di frutta. Ma che ci manca? Per farci un muso storto a giurare lo sapete. Mi manca una cosa importante, mi manca. Oh Dio, posso credere. Ma che cosa? Difetto fisico forse? Attendetevi, difetto fisico. La mia figlia è come un pumulaffio, dritta come una candela. Faccia vedere se cambia, cosa ci pare si cade sturpe? Che ti manca? Ah, ti 16 onze di puntate. Che ti mancano le orecchiette? Che ti mancano un braccialetto? Ma che ti manca? Parla, disonesta! Mi manca che non so leggere e scrivere tanta buona. È per colpa vostra che avete fatto una scuola presto presto. Ah, questo è un torto grave, cara donna Sarina. Anzi, gravissimo. E che c'avete a fare con leggere e scrivere? Avevi a pigliare la luna mentre io non pigliavo lo sole. No, per una mano, scusate, la giovane tanto torto non ha. Perché lasciare la cosa analfabeta? Ignorante, incontronuta. Perché? Don Procopio, lasciatela stare a buffetta, che io non mi capisco. Parlate in siciliano. Analfabeta, scognita, ignorante, incontronuta. Ah, c'è rimedio. Ma sì che c'è rimedio. E allora perché ci sono qua io? Coraggio, donna Catina. Da domani in poi lezione. È tempo un anno, ma che dico un anno? Un tempo 6 mesi. Poi imparerete a leggere e a scrivere. E quando il signore aspirante capitano, figlio della piccola Bianca, riceverà una lettera vergata dalle vostre bellissime, delicatissime e profumatissime mani, e ce lo dirà la madre, io vi giuro che essa se ne verrà qua, pietà e misericordia. Però avete a vedere una matrimonio. E perché non te ne volevo? Dove lo può trovare una meglio occasione di questa? Si è per interesse, cara donna Sarina. Io replico la solita frase, voi con me non vi rovinate. La istruisco per una mangiata di pasta. E poi, grazie in Don Procopio, che cosa ha visto sapete? Tante grazie, Don Procopio, ma non c'è bisogno. E tu sentiti, se non ti levi della testa a supporre Ginetta di Marcello, caposo? Oh, ora che ti ci va studiare per poter avere tutto il tuo nome. Ah no? Non è per lui che ci si deve istruire. Che c'è? Si studia per se stessi, per farsi una cottura. Ma che cottura è cottura? A proposito. Tagliate che c'è da così la vuoi mangiare? Vieni la pena magari a chitarra. Non si li può mangiare. Tagliate che erano pieni. Ma permettete che osservo. Certo, venite qua. Vediamo. Ma se vogliamo, perduti del tutto non sono. Ma rustichi mi sembrano.
come si dice? Don Procopio, senza cerimonie, se vi piace, vi potete anche mangiare dopo. Io non ho visto letturente, ma se vi piace. Se qua se avete fame. No, non è per fame che io me ne mangio. Anzi, mi fanno passare l'appetito. Non sono facile di cibarmi ordinario. Non sapete come è. E ho l'amico di vedere buttare tanta grazia di Dio. Lo so pigliare solo. Già, ma intanto levatemi certe prestazioni. Mi pare che alla provvidenza se ne debba lamentare. Mi favorite un bicchiere d'acqua per piacere? Sì, vero. Come piace a voi, non date di più. E vi assicuro che dopo un mangiare così amerostico un bicchierotto di vino come questo ci sta proprio a perfezione. È più bello, va? Che non è vecchio? Che è vero? No, fasoli. Grazie, ma questa è la fame. Che volete? Ho capito che ho rovinato il pranzo, ma levatemi certe fissazioni. È natura. Perciò, ripetiamo il discorso dell'istruzione di donna Tinella. Io, Comare Sara, stai vedendo come c'è dal niente? Dio santissimo. Come siete interfatti? Ma che vi è successo? Niente. Speriamo che un successo niente non fa buono. Hanno. E perché? Ma che state dando numero? Ma che ci danno? Ah, l'hai caputo. La piccola bianca mi vuole fare querela e venite voi. Mi avete? che ti ho detto io? In queste circostanze bisogna pigliare prima. Che mi passa per la testa a tutti e due? Fare querela e querela. Ah, cosa nantaglia. Ed è più tinta ancora. Scusa, che a casa tu pasta stamattina? Sì, perché? Ho un supermercato. Certo, ma perché ma dove andate? Un momento. Sì, ma la mangiaste. No, perché piglia tutta. Oh, siamo andati zio. Meno male che piglia tutta. Ogni male un meno per nuocere. Ma quale ragione? Spiegatevi chiaro. E voi che ci siete? La come si c'entra? C'entra! Permettete, ma che è successo? E tu leggi, che è successo, Don Procopio? Successi. A gente dell'ufficio igiene, voi mi capite, Che capito? ci rittarono sul fumeggio. Ma che cos'è sto vostro fumetto? E cavese, io chiamo culetto, tu ho chiamato culetto. Ho fatto ieri a tutti quelli che si può mangiare. Si stanno torturando tutti. Un lugna che muore tanto. Neguri come la peggio. Culera fulminante. Un muschetino.
Meno male che non ne mangiaste. Pizzate le cuore. 5.000 non dà. Va, ringraziamo Dio che non ci sono qui. Si mangiò Don Procopio. Ma come può? Don Procopio è troppo, come può? No, un pezzetto di burro, non stava a mischia. L'assaggiavo lo sventurato. Chi? Si fa sole. A Cumo. Disgraziato. Sei morto. No, un pezzetto di cuore. Ma va a mischia. Dite bestialità, animale, bestia, il soffumeggio è soffumeggio. Un collega è colonna d'aria. Ah, lo figlio Don Procopio. Certo che la famiglia. Come fa questa disgrazia? Ma come lo figlio? Ma tesoro! Mi sta morendo il buttato gente! Ma mi volete fare ridere per forza? Io a queste cose non ci credo. Non ci credo. E che poca, visto che c'è? Ah, lo figlio Don Procopio! Amico nostro, come fate? Ecco un po' con Maricicca. Ma si è qua, che ci chiama? Questione di urie. La faccia vostra izzatura. Non mi fate ridere. Non mi fate ridere proprio. Io sono colonnista e non ci credo. Non ci credete, lo vedrete con le vostre cuore. Luizzano. Andate dietro, non è stato a noi, sono fatto dietro. Ogni morta, abbandaci dietro. Andateci dietro Don Procopio. Che razzo. Basta. Non faceva ridere un qualche esame. Marie, lo sapete, c'è. Ecco, senza sospetto nostro, perché giù fulminante. E senza poterlo abbracciare, per la vita e per la morte. A Cuba, la nostra bandiera, allo re del nostro quartiere, allo figlio Don Procopio che era la stiglia dello firmamento. Vamuna, buona pudaria e spirito ardente. Spiro a Dio, Signore, ne voglio vedere esperienza, perché che sta la banda allo nostro Don Procopio, ne voglio vedere esperienza. Ma non fate batteria, vi prego. Non fate batteria, non credete a ste cose di Don Cosimo. Io sono colonnista, non ci credo. Oh, morire, ma trovo una mattina a casa. A una giracale, che vi parlo come un po'.
devo fare un posto che dai maioli. Non provo. Non provo, manca il cicca vostro, caro scemo. Che siete voi? Che correte? Pure creatura. Ah, lo figlio Don Bracò, l'amico di Toro, la persona più scienziata del quartiere. Oh, scegli là, andiamo neri che stai a morire. Bisogna vestire la legge, tutto, quando non nessuno pensa. Ma se noi sorci sul mare, è solo questo sul brano, un figlio Don Bracò, o non vediamo più. Magnifico! Alla faccia voce! Ma sei come ben industriato tutto! Ognuno a casa sua si può indurcionare! Come ci pare che ha? Uno cavattare conta a voi! Che veniste a fare? Un amico e venne per salvare. Ma quale salvare? Ma voi non siete amici. Venite perché avete del bisogno. Parlate dunque. E parlate con tutta questa superbia. Ci sono io atrás. Fece un girato. No, non un piano. E ancora non ce l'hanno portato. Sì. Sì, un diavolo, è di una data sola, è ora della tua mano. Voi, grandissimo iettatore Casetti, per quale motivo siete venuti? Si può sapere? Per salvare. Anche se con me altro stato più nemico che a me. Già, perché voi siete amico, è vero? Amico, io ho tentato di levarmi la clientela poco e basso. Amico, io ho fatto l'ufficio di diavolo per mettere male tra me e i miei parrocciati. Di quale vita parlate? Pulera. Mente, bestia, Pulera fulminante. mente, cretino. Ma vi state morendo? Che potete avere tante 3 ore di vita. Tanto piacere. In tal caso sappiate che ho fatto già testamento. Io ho lasciato tutti i poveri. E per voi non c'è niente. E io non voglio niente. Un solo, ma con tutto questo mi voglio salvare. E io non voglio essere salvato. E io mi voglio salvare lo stesso, perché sono io soffiato. Io vi prego di rivendere. Io di non approfittare che sono debole. Ah, sì signore. Qual è la fulminante? Ma se non me ne andate subito, io ci so per voi e ve la pesco. Ah,
E perché se volete comunicare a randaggi? Perché ancora credete a sto puntaggio. Gli state vedendo fuori da non mi scambio. Voi l'avete perché vi dettero a parte, o sul fumeggio. Io sul fumeggio non nato. E puzzo campare 100 anni, mezzo accento coloroso come a voi, senza contagiare. Sapete, un proverbio dice, fa bene e scordatelo, fa male e pente. Impegnate le decine, non cercate il dottore, perché sono tutti denari che è stato ovvero. Se visto che sempre morto, sì. Uno solo le può salvare, il dottore Amposo che ha voluto contratto. E chi è? Chi è su contratto? Un contrapolemico, lo specifico contro il polemico. In tal caso lo specifico. Lo specifico sta bene, tanto che lo governo lo va cercando per farlo arrestare. E egli ha salvato centinaia. Pensateci presto, perché sul mio dottore Amposo siete morto. Mi stai pregando di dire vedi. Che non chiama a nessuno. Me ne vale, un bene ve l'hai ricordato. Voi facete come papà a piaggia. Non ci sono quelli che si vogliono suicidare. Ognuno è padrone della sua vita. E mia, sul chiamato il dottor Amposo, siete morti. Il dittatore. E specciate dal chiamato, perché un dottore la sta sballettando. Un signore che l'uomo lo consente. Vi saluto. Tra breve sarete salvi. Sì. Aspetta! Bettina! Aspetta! Figlio! Cerca un momento, sì. Aspetta! Ma niente là, che scandalo dove ci pigliate? Oh, mi era morto così! Non mi voglio niente, che niente! Ci vedrate non più recente! Che? Avere casi. Ah, già un momento. A che te pare spero? Vivo solo. Vivo e vegeto solo. Sono vivo. Io e tutto vivo. Aspetti, fammi un piacere. Come lo so? Fammi a chiamare subito il dottore Amposo. Che? Usavo di è? Sì, signore. Oh, spero tanto. Dici, per favore, per carità, devi venire subito. Mi ci va, beh? Signore. Quando ho visto mamma ti vai a lavare. No, non perdere tempo. Se mi fa sto favore, dritta c'è dietro. E ti corsa. Capua, appena vieni, ti faccio un regalo. Non dubita che ci vai in non vedere e sveglio. Facci invece. Ma fallo venire subito. E se ho caso, accompagni. Ah. 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 Vogliamo! Quale muoio? Chi siete? Che cosa volete? Con questo casciabà? Oh, lo fa che lo fece il genere, e cerco un morto. Qua non ci sono morti. Qua
sogno. Non c'è niente. Io che tocco più. Che è sta cosa? Parte disinfezione. Ha portato a disinfettare queste palme. Scusa. Via Bonaiuto, numero 9, e qua. E qua. Ma sbrigatevi perché non mi posso dare udienza. La casa non compro proprio per la masca, adesso mi insegnavo, e qua. In questo caso per una masca, non per una masca. Io so. Allora vostro siete voi. E ho cadavere che ho già fatto siete voi. Avete detto che siete un compropopio. Sì, ma viva il bene, che parliamo. Io niente vedo e niente saggio. Per me siete morto. E ve la sua parola che non ve la. Sì, lasciate. E io me ne servirò per i miei comodi. A fare vostro dono. Non hai potuto capire ancora se l'hai o se non l'hai. Se me la dici o se non me la dici. Si è baci, si è soffumetti, si è colonna d'acqua. Ah, che messaggio, ma che messaggio, ma non lo saccio proprio. Ah, Permesso. Oh, che si diceva io? Che vengo chiaro di questo sta parlando. Dici, morto è. E Don Procopio che muore mai. Sì, ma in mezzo a quelle 4 strafalarie c'è anche vostra madre. E che volete poverette? Grande comandante. Anzi, dovete ammirare, stai piangendo come una disperata. Sì, ma l'ammirerei ancora molto di più se piangesse sopra i propri parenti e ci farebbe più meglio figura. Ma che vuole lei? Che ha venuto a fare? Solamente, come faccio parte della Croce Rossa. Ah, ci sia. E che portare? Qualche cascia di morto? Che c'è da cascia di morto? Si ne pigliace un bebecchino. Ma che saggio io? Ora venne uno e me la sa sto cascia a banco. E per forza mi voleva morto. Oh, dottore, sia lo dato Dio. Grazie, Berta. Se ne puoi ir. Venga, vedo una vostra, che mi prometti. Ma allora vengo a lei, dottore. Un attimino. Sì. Dai, però non puccio. Hai a scangiare. Ci scangio io, adesso lei. Ma io non c'è delazione per me. Vede che hai per fare. Mi interessa. Allora, arrivederci in Dobbeppino. Sì, niente meno bicchini di salotto. Si mette una notizia a casa. Che tu scusa questo dove te lo face mamma di pamagetina. Bravo. Tanto piacere. E ci dica a donna Concetta e a tutti gli angeli. Grazie del loro aiuto e spero di cambiarla più presto. E meschina che ti fa affezione invece. Già, fa affezione. Tu magari fa affezione, padre, vero? E non ne vale. Bravo, non ti scandi manco di mettere contro la giara o coleno. Sempre spassoso così, eh? Di che si parla? Qual era di che? Ah, che saggio, dottore. I sintomi allarmanti mi paiono. Tutta la notte induce un aumento del potere. E conseguenze continue, ma continue.
Vediamo, vediamo. Ci dai, madonna. Ci siamo qua? No, dico, madonna, che lingua storta. La verità, Don Procopio, ma la verità mi racconta. Dove andiamo? Dunque, giusto benessere. Che cosa? Sai, io non ci credevo. Fino a ieri ero comunista. Ma da ieri in poi. Ma che discorso mi state facendo, Don Procopio? L'ho mangiata. Che? La pasta. E c'è bisogno di rimanere tutto sullo schermo. Una voce. Questa pasta, questi fagioli che ho mangiato, che erano chietti dello supermercato. E ci fosse un fumetto. Non Procopio, non mi capisci. Diamo la spiccia e parlate con la vostra lingua. Che vi sentite? Dolore forte? Terribile tutto. Da che parte, precisate? Come da che parte? E perché? E voi che fate, non sapete? No, dico i dolori, da che parte? Ah, dal Gisele in sotto. Andate pigliato me. Che stiamo male? Dottore, se fossi non mi dona che giocare la sape, io non te che facciamo un discorso. Cagioli, sogno morto. Chi è che gioca a saggio? Mi fate ridere, caro Don Procopio. 3 ore, con l'orologio puntato. Oh signoriccia, vedi? E io sogno che ti banna, che ti sta banna. Si è per interesse, dottore. Se campo, ci giuro, che se campo che vostra mi fa campare. Metti sopra, come credo, dottore? Metti sopra. Non dite sciocchezze. Voi avete un'infiammazione gastrica. E non è un'indigestione, il gastrico di fasole che mangiaste io. Dello supermercato, signor dottore. Dello supermercato d'altro non ha valore. Signoria non mi dona niente per fare quello passato. Per farmi E mi fa muovere come un cane. Allora, per calmare il dolore, io do un poco di voce. Datemi un dicchetto. Ci basta. Vedrete adesso che il dolore, vedete, a picca vi cambia, poi passa. Ma stasera a taspigliare un burgante di 1 munza e mezza d'olio del Regio. Dottore. Ma che mi dici? Non ho più niente nella panza. Le conseguenze sono state positive. Non importa, prendete questo burgante per sbarazzarvi dallo stomaco. Ma di chi me lo devo sbarazzare, dottore? Su un sogno più secondo avere le putene. Non significa niente questo, ascoltate a me. E se signore, 1 munza e mezza di olio del Regio. Anche noi, anche te. Ma non dicessi una cosa. Che succa mi dentro? Che faccio? Basta. Che? Contrario. Don Procopio, non siate bestie. Che esse che vedete sono negozi. Medicina nota in tutto il mondo e che se la può procurare chiunque e dovunque. Ma mia, mi ha dato la vita, dottore. Già mi sento mio. Certo, in questo c'è un po' di suggestione, ma del resto non sono altro che gocce, no contrario. Perciò, solo gocce contro il dolore. Che sia lodato Dio, dottore. Sì, signore. Oggi, ma ci basta. E se mi avesse a tornare? Che te cosa senti, te l'hai beccato, va a regalo. Poi domani mi raccomando, dieta.
Ah, perché so? A dieta di brodo, va? Poi mettete a ammazzare una bella gattina. Vecchio. E tutto a più nel brodo consumato un po' di semolino. E non dite più bestialità del gindotto. Che so se barre, se contratto e se si commenta. Non avrei mai creduto che anche voi fossimo battisti. Qui? Battista io? Ma quando mai, caro dottore? Io colonnista sempre hai stato. E lo posso dire, tutto il quartiere lo sa. Io sostenuto sciarre contro le battiste. In sto quartiere bestiale e ignorante. Che c'è? Io colonnista sempre hai stato. Basta, tranquillo che non avete niente. Mi raccomando, passa domani e ti gioco lo stesso. Arrivederci. Va bene, dica, dottore. Accompagno tutto. Accompagno tutto. Oh, Betty. Oh, Bettina mia. Non si è cagato. Anche io avevo. La gioia. La grande gioia. Ah, io lo so perché. E perché? Facci detto, quindi. Monco, bestia. L'Enrique. Ah, se non posso un galantuomo. Ma non vedi che io la tua mi sono tutti fuori. Dimmi una cosa. Tu usavi un vedono gaggini, capicini. Una pescaria. Nanna I gaggini alla piscaria. non cos'è? Io non è. E allora, aspetta che mi visto. Io passa avanti. Aspetta. Alla piscaria. Le gaggine alla piscaria. Aspetta che mi visto. Aspetta che mi visto. Perciò, mi raccomando, vai un'altra pettintura. Non pensi di tipo davanti allo specchio, così. Anche non pettinare mi puzzo. Andrea a pettinarsi. Andrea a restare incantata davanti allo specchio. Biggio, ti chiamo a Don Procopio per fare le scuole. Mi specchio, come siete andati. Don Procopio. Don Procopio. Oh! Vedete che Dino esce qui la scuola. Ah, sta bene, donna Savina. Ecco, vedo le strumenta e sogno a volte. L'ultimo che vi situate che si finisce di pettinare. Ah, sta bene. Quando si lesta, Don Procopio è all'ordine. Vicini, la serietà. Non siete? Ah, ci sono qua io, cara donna Savina. Ehi, vicinanzo, di chi sono questi indumenti? Qua sempre il censo univoco. Non facciate voci. Perché? Che ci sono malati? No, ma c'è bisogno che restiamo soli. È una cosa moltissimo importante. E allora già sì. E volete fare una posizione che vi assicurate la comodità per tutta la vita. Un affare. Un affarone. E voi, don cose combenante, avete un affare per le mani e lo portate proprio a me. Lo porto a voi, metà per ora. Lo porto
capo, metà però. La mia capo, io che ne parlo solo. È un affare che voi non solo non potete fare, Precisamente. che al polo non lo sapete fare. E ci vuole uno che ci abbassa l'arma. Questo dicete voi, sogno io. Perciò io faccio la forzata e ho guadagno nello sportivo dottore. A spirito, sì. Fate forzate e forzate. Voi non tappare niente. Semmai la forzata ve la fece fare io. Nel mese in arrivo. Spiegatevi meglio. Ecco, c'è una persona ricca, ma ricca. Ma non sa finire di quando fosse. E ha attaccato con quello. E qui? E che siete fatti? Se voi ecco, ci facete l'affare solo. Ma che affare? Vi compatisco, animale. Tu, io ti ci adderi che tu stai sta signora, che si chiamano dottore, e così guarisci come vuoi. Non ci fate il più poco. Se puliamo 3, 4, 5, e magari se me la vedo, e te ne esce all'occhio chiuso. Terminare di loro, lo capite? E cangiamo un mondo sul tangato. A dicenda del tuo contratto, che ha detto un dottore amposo, ce lo portiamo tutti noi. E da un minuto cangiamo il genere di vita. Senti, io non so se siete più ignoranti che berbanti, o più berbanti che ignoranti. Siete sicura che questa persona gli aveva volere? Siete sicuro che non si tratta di dissenteria? Ma tutti dicono che è problema, o se non fosse tanto niente. Già, perché se non fosse, voi fossimo sicuri. E qualisti certamente. Naturale. E se non fosse? Ora, come si faceva a sapere se più è vera e non è invece dissenteria? Visto che io sono sicuro che più che mi ha detto il dottore Amposo erano normalissime voci. Sentite, prima di tutto che è con contratto, è solo voce. Perché? Perché se non fosse contratto, a che stura non fosse un marito. Poi a che importa se non ci credete voi? L'importante è che ci credono l'anno. Voi vi potete ammazzare a dire che è no. E l'anno dicono che è sì. E io invece saccio che è no. Ma basta che l'anno credono che è sì. È la mia coscienza, allora. Don Procopio, davvero dicete, allora che volete sentire? Come volete fare l'affare? No, non è questo. Non è questo che dicete voi, perché quello che mi proponete voi non è un affare, è un porto. È un porto fatto a un povero disgraziato. Povero, ricco più di Sant'Agata. A usca che duca vuole. E ci sono alle comunità del quartiere, tutto che duca vuole. Don Procopio, io socialista sono. Bello affare. Io Don Procopio, io sono uno che mi buscare un pane. E voi non avete il diritto di levare meno in tavola. Secondo voi, per fare l'affare e fare buscare un pane, io hai l'obbligo di fare da complice già da berbanderia. Ma magari va. Vi prendiate un terzo voi e poi per forza resta qui. Ma facciamo due terzi io e un terzo voi. Va bene. Ma io vi dico capazzo, senti. Donna Tinella, che fa, siete pronta? Non avete finito, Don Procopio. Don Procopio, vedete che mi faccio bene. Fai il tuo dovere. Vedete che vi scattiano tutto il quartiere. Fai il tuo dovere.
cucina con i panni stesi. Parli la vende diritto. Non convo! Se non mi faccio muovere io all'albergo delle povere, stavo a perdere un manno! Fai il tuo dovere. Ho sempre predicato che nell'albero non si devono attaccare le cortine con i panni stesi, perché la varichina si suca il nettare dell'albero e si proteggisce il midollo e poi l'albero non si cresce. Oh, donna Tina, a noi Ti facciamo oggi, Don Procopio. oggi facciamo geometria. E pare che abbiamo fatto progressi però, eh? E chissà è vero, quando penso che 3 mesi in Dio non sapeva quasi niente. Già, e ora compiti, dittato, matematica, geometria. Ma bisogna leggere assai, perché mi pare che nella lettura c'è un poco d'attruppico. A proposito, che me lo spiegate sto crostino? Crostini. Acrostico. Ah, acrostico. Non è vero, io vi letto crostino. Già, mozzarella carrozza. Ma che benedire acrostico. Oh, acrostico è una poesia dove le prime lettere di ogni verso formano un nome a scalone, come per esempio T e I, T, N e A, na, T, na. Osservate? Bello, che cosa galante! Dunque, parliamo di geometria. Sì, in modo perché non dico ci siete spiegate meglio dopo. T, U, A, Do, Quando? Nelle, Mi, Car, Ti, Mirati. I, Nie, A, Sublime, Stella. Ma ti conoscete i miei? Niente. Non sapevo. Come? E siete professore? Allora Peppino che ne sa più di voi. Che c'entra? Peppino studia di capitano e usa parole tecniche. Io che sogno capitano. Aspettate, il mia vuol dire tuttavia. E chi era bella? Oh, Bengiamate, o tuttavia o sutta marina, le cane non si scappa. Questo rimane a fine sottomarina. E perché? Non ci sono le stelle che stanno sott'acqua. Non trovo la bella atta. E chi c'entra l'atta? Allora scherzo, tu disgraziato. Scherzo, No, non ma scherzo. che capisci tu? Gatta, quale micia? No, atta, è parola sincopata, atta a voi. Cos'è qui? Atta a svelarci il corpo. Bella, Don Procopio, bello. Bellissima, ma ora è conservata. E passiamo alla geometria. Siamo giunti, se non sbaglio, al triangolo equilatero. Dunque, il triangolo equilatero consiste in questa consistenza. Quando c'è di quane sinaquane, c'è di quane sinaquane e c'è di quane sinaquane. Vedi, io che fanno un basso? Caro Don Procopio! Oh, caro Don Peppino! Ma che fate, venne la madre? Stamattina, no, perché... Arrivederci, caro Don Peppino, perché qua dobbiamo studiare. Niente, non ti dico niente allora. Piuttosto, dimmi una cosa.
Dice, ti piace l'acrostico? Bello, bello, che così grazioso che sta E scrivendo. ancora calesta. Sai trovare cose più belle. Sì. Ma la cosa più bella, voi non la sapete fare. E quale sarebbe? Chi già delle parole incomode a chiedere Aspettate un momento. Sai che fare? Piglia l'acrostico. Ma te lo dici te stesso. Sì, sì, bravo. Ti guardo e nel mirarti ignea, sublime stella, non trovo la favella atta a svelarti il cuore. Ah, Ignea, no Ignea. Don Procopio. Chi è che viene a vedere? chi può. Chi mi aveva detto io? Come che vi aveva detto? Quando mi dicesti che volevo vedere tutto viendo, tutta la... Come che mi dicesti? E c'è questo, tutta marina. Oh, momento, ti stinchiamo. Poi mi dicesti, Ignea. No, Ignea vuol dire di fuoco. Ignea può anche significare tutta marina, che ne sappiamo noi. A questo metodo voi c'è Don Procopio. Metodo, Che mi insegnare però. metodo di 6 lire al mese, cosa ci pretendete di più di trovare? Ma scusate, voi quando è che ve ne andate? Ma perché mannate? Continuate che io assisto. Sei dovuto che tu vedo, state la stessa, che ci fa? Ho capito, oggi non si fa più scopo. E perché? Casomai che avete suggezione di mia. Poi, mia suggezione di voi. Qui è lei, scusi. Dunque, quando c'è da questo pizzo a questo pizzo, c'è da questo pizzo Oh, si è giocato Dio! Don Procopio, tenete capo. Voi faceste un danno e voi l'avete riparato. e fece querela, va bene? Per delizia che mi scriveste voi, vi ricordate? Dopo 3 mesi, signori miei, a ma patrulla di casa, di personale, ci pensa dopo 3 mesi. Che ne dicete? Ma nella lettera che c'è? Non c'è lei. Don Cosimo Binante l'ha difeso. Ah, Don Cosimo, sempre in mezzo ai piedi. Dice che c'è la minaccia a mano armata. Oh, la legge. Oh, la bestia. Eppure lo chiamano a difendere cause. Non ci credete, leggete voi. Con lei, no, con lei. La fa querelare per le parole. Le garantisco che verrò presto con lei a via di fare. Don Cosimo Binante, che avvocato! Sicuro, dice che mi fa pigliare 13 mesi. Mi fa pigliare la bestia che è. Ma se lo capiscono i cani e i neonati. Don Beppino, Don Beppino, ce lo spieghi lei. Le garantisco che verrò con lei a via di fatto. Che vuol dire? E vuol dire che isso, che se ignori, sarà domani cacci una bella freccata di legnate. Che esso vuole dire? E che no? Ma mi faccia il piacere, cosa le hanno insegnato in quelle scuole natiche? Ma mi faccia il piacere, per cortesia. Ma rimane che tu hai un viso cose di voi se sono veri. E che avete inteso? Ma non siamo. E che fu? Come ci portavo in una casa e qua la figlia? Ah, niente. Dico che ci stava dicendo una cosa a Don Procopio, è vero? Come? Come?
cosa di primura a Don Procopio. Ah, già. È vero? Sì o no? Già, mi stava interrogando sopra certi discorsi di lezioni di cui non ne capisce niente. Ah, buono, hai capo, tu votate alla casa blu. Bello mestiere che mettesti a fare a quello che veio. Le persuadete, donna Ciccina. Ha parlato almeno voi. E che saccio io a cane trovavo a tutti e tre. Almeno ho trovato una che mi difende. Non per dire. Mi fa il piacere di dire a donna Savina quando è che vi dico di togliere l'incomodo. E tu, la terra l'uscio che ne tira di te? Alla fine delle conti noti che hai fatto? Va tenerino. Sei detto va tenerino. Un momento, donna Sara, lasciate pregare. In casa mia è quella la figlia come a noi. Madre, madre! Ma tenerino. Un momento, donna Sara. Oh, signora la Lucia, parlate voi. Come Sara, malgrado che da noi di tanto in tanto c'è stato qualche parola. E qualche colpo di cazzarola di pesco. Ma perché sono portate conseguenze? Le parole per tu non fanno. Quindi chi che era amicizia poteva andare a parentela. Qualora volete ricevere l'onore di dare per onore a vostra figlia Gatina. Male con te. Mi dispiace che non sono vissuta quella quale. Ma da scusare se non vi faccio l'accoglienza plausibile che avevo meritato. Guccia. L'uguaglio è che hai certi disturbi della parentela che vorrei portare a conseguenze e malamente. Se Don Procopio non fa qualche miracolo. Don Procopio? E chi è Sara? Che sto usando? Don Procopio? Ma che davvero uno dicesse? E di che sei già? È pronunziato. Mare, se sogno troppo me ne vai. No, anzi restato, perché su cose che riguardano la parentela. Non vi muovete. Poco Giovanni. Ma che fa? Ma certo che deve restare. Andiamo. Di che si tratta? Gli è spicciato a parlare che hai per fare. Supra la vostra coscienza, Don Procopio. Si tratta di una cosa seria, ma assai seria. Non l'ha voluto nascere con noi, ma con mia, una vita a nascere. La persona che è si fa responsabile di sborsare qualunque somma di denaro. Don Procopio, non potete dirvi no. Vero è Gesù Cristo, se non l'hanno scelto quando è che la volete dire. Ecco giusto, come? A come? Don Procopio, come è che potete dire di no? Ah, benedetto Dio. Ma che andesci? Ma che andesci? Che pazzo fuori? Ma che possiamo? Iacuo, facete finta di un capello. Si tratta della sapete la pizzulla puzzicusa. Patrona di mio zurrione, chi da caduna a mangiare a to'. Cosa pretendete da me? Ma dove volete arrivare? Io non lo so. Don Procopio, diami bene. Io che ci posso fare se mi vede zio? Ed è attaccata. Io scioglitela! Don Procopio, ma che davvero ve lo dicete? A scherzo ve la pigliate. Avete la vita della sapete di levante. E non la volete salvare. Ma io volessi sapere con cui mangiate pane. Ora chi sta ci vuole per tutti noi? E noi con cui è che campare? Qua sapete a tutti i gusti. Ma non lo capite che li fa mangiare a tutti. E Murillo giudice, mi è tutti il mezzo gastato. E voi che dicete che poi io vi pago la scuola di Tina? E gli uomini vi pagano le conti? E io vi pago le leggi, morete di fame come a noi. Ma che volete di me, si può sapere? Voi, lui un già pezzo di papo che non siete altro. La boccettina, la dannesce, perché la sapete, c'è dentro la faccia dell'oculare e sta morendo.
Buccettino, ma che siete pazzi? Va, quando me ne vai? Che siete? Voi siete pazzi. Di qua non si ne esce. Ora chi se ci vuole? Che volete infamare un quartiere? Cavaggiato senza padrone? Che succede da me? Signori miei, questo è sequestro di persone. Io non saggio né dei contratti né dei buccettini. Ma come no? Roba di morire questo cristiano. Vieni qua, aspetta. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Ma com'è che con voi non si può essere un galantuomo? Che vanno un cucciato? Quale cucciato? Ma quale buccettina? Non esiste nessun cucciato. E chi vuole vendere lucciole? Per tant'euro. Che volete? Senza ringraziare e senza affrontare. Chi ci dette lo dottore Amboso a sto malo cristiano? Quando stava morendo quello culera? Chi ci dette? Un coniugato. Se te che impostore, parla, figlio. Il loro non c'era manare. Mi ricordo che Don Procopio era morto quieto. Vedevano le tue nasche di quando ci vai cose. Se te che impostore, parla, figlio. A dire. Il dottore ci dette un puntato una banda di su. E che pomerà? Subito tornò vero come era figlio. Dopo si mise a giugiuliare nascosto di mia e spenè che ci dette da buccettina e ci dette di villa cara. Immaginati. Don Procopio se la mise nella sacchetta di un giretto. Ma se quelle erano normalissime gocce. Una medicina che ce l'hanno i cani e i gatti e che si può comprare da qualunque spiziato. O capite che erano normali gocce? Io non faccio niente, che giocai vecchi la verità come un Vangelo. Niscitela, perché la sapella non guarda interesse. Che gioca volete? Don Procopio, ma zoom! Vido e esci, cazzo casetti, vido e esci. Ma tu non l'hai scelta se te muore. Ma se sogno un galantuomo, che per forza la verrei ingannato? Presto che la sapella sta a morire. E si muore la sapetta. Maria Santissima, la sapella si dà. Ma che no? Stai scherzando, signore lei. Ma guardate che cosa di peggio di ha. Ma se non sogno io un impostore, che per forza lo devo essere? Ignorante e incontenuto che non siete altro. Corre, Beto, vanno a sapere, e paghiamo, e ci dice che si può portare in cama carne senza morto. Ah, che va? Signori miei, vi prego di lasciarmi andare per i fatti miei. Vi dico che io non faccio né dei contratti né dei buccettini. Quella del contratto è una persona, un pregiudizio, come quella della base. Un dottore Amboso mi ha dato solo delle gocce, chiamatelo e ve lo dirà lui stesso. Già, dopo che il dottor Amboso se ne va, chiamatelo e ve lo dirà lui stesso. Apro io un altro casetto. Ma se la sapete avevo collega, io non ci posso fare niente. Ma io volessi sapere perché siete così dottori. Se io ero un santo, tu non avessi spiccicato dell'uomo. Dai, se io non faccio niente. Come vado un po'? Ma lui, malissimo, stai male, un peggio. E con voi? Chi sta morendo non sapete. E non hanno capo. Che passavo morte e passione con sto vecchio credente. Diavolo contratto e non lo vuole nessuno. Un momento, siete tu, parlo io. Non preoccupate, guardatevi nel video. Come salva quando mi sta a bagno? A me non hanno dato nessuna baggia. Non fate discorsa dei cretini e per chi ancora non capisce che cosa volete concludere. Voglio concludere
la senza di mia che chiamavo il dottore Amposo, a chi studia fosse uno. E voi avete fatto? La vostra vita non è più vostra. Niente qui è vostra. No, se non la vita, la boccettina e un contratto sono mie. E di tutte. E la vedo nascere perché se muore la Sara. S'ammeglia una parentela che è più fitta delle mosche. Ma signori, io sono un galantuomo e non posso diventare per forza un impostore come a talone persone. E piuttosto facetemi io per l'affare mia, va? Vuoi passare? Un piacere, t'avendo davanti a voi come grande amica. Ah, va domando, e ora va domando, la grazia, ginocchio. No, ma io non so. Siate solo cortegliosi, che non mi pentete. Ma carissima Zappelli, perché invece delle nenne mie non avete chiamato un dottore? Non è che mi mancano le soldi. A così ricca e sprazzosa come siete. Ma finitela questo discorso, sapevo con casette, una che sta morendo. Vero che sogno ricca, non posso negare. E ora le mie ricchezze le metto nelle vostre mani. Tutto quello che volete, Don Procopio, ma salvatemi. Vidu esce, cazzo che sei! Ma se non sogno un impostore, che per forza lei a essere? Se sogno un galantuomo, ma se non esiste nessuno bondato? Ma se non esiste su bondato? Ma che per forza vai a imbrogliare? Io sta bene. Mentre che volete la cossetta? La cossetta sì. Corcatela e datemi tanti chiacchiere del zucchero. Signore, me la marrete, quello che volete. Siano da tutti, sono miracoli e fatti. Cacceruzzo. Che mi diceva io? Ecco il colonnista profugiando la tacchetta. Che ora che c'è dopo? Se che? Che hanno sta tagliando stuo, che se ne avesse a pelle. Oh, sta e se non ci vai? E se non ci basta? Io sono un giabbato. Io che ci posso fare? Speriamo che ci basta, se no la colpanza non è mia. Mi avesse arrestato una stizza. Sì, sarà a baggiatura a voi. Lo dico per l'occorrenza. Fregatela, avete capito? Fregatela, fategli delle fregagioni, massaggiateci la panza, va! Come dico, massaggiate! Candela c'è la vita di 900 cristiani come me. Se lo potesse cogliere, uguale che si è asciugato tutto. Questo callo? Ce l'hai io. Io datemelo. Datemelo, che chi era mia sta buccettina. E se muore? Ma di queste
Ah, sì. Ti facesti un conto giusto. E è bello un campionato casino. Se muori, allora le bastonate sono per me. Se tu campa, un premio per tutti noi. Se la cosa non la tenesci, poi scappate, e cosa besto sapete? Se meglio tenesci, ne scende come un luce al solone e vi sucate lo sangue matore. Senza fare tutte queste preanne, se arrinesci, spartio. O no, canto. Che avete a cantare? Cretino Casete che ti ha cantato. Arianetta non teme nessun giorno. Io sono un galantuomo e non ho paura di niente. Cantate che vi sfogate. Ci state pensando buono? Sì, Volete sparte? no, Miracolo! Miracolo, signorina! Però io si sente! Mi pare no! Mi ricordo che Don Procopio era morto e risuscitò già un minuto! si sente meglio. Meglio! Allora faccio sentire tutto! Fossi di spiriti veramente! E come, Don Procopio? Una cosa così miracolosa! Come è che mi faceste cadere di mano? E che migliore siete? Via là, via là! Ah, Dio, vedessi che è mio. Graziato, ma basta che si salva la zapeta. Don Procopio Vieggio, avete dato la vita, lo Signore ve lo va a rendere. O signore solo, sapete? Tutto quello che volete è vostro. Arricchito, Don Procopio! Ma io, veda cara donna Petra, io sono un galantuomo e non ne ho bisogno di niente. Siete un galantuomo e ve ne potete vantare. Testimonio io. Questa è la prova dello San Galantonesimo. Che contrae è contrario. Don Procopio, che sa vedere canzoni, a sapeta, siete buona, perché ha di stare buona? Queste sono voci, come disse Don Procopio. C'è scritto, Sto fippa. Ora che c'è non solo, ma aveva ragione, quando dice che non c'è né parte e manco contrario. E ve lo voglio avere in presenza di tutti. Da oggi in poi non sono più battista, ma sono un colonnista. Già, ora non sono più battista, ma sono un colonnista. A fino a un momento fa io ero un battista e io ero attento disonesto e assassino se io non ci dava le gocce alla zapeta. Ora, invece, io non sono più battista, ma sono un colonnista. Ma a me di queste cose non mi interessa. A me mi basta di aver salvato la zapeta, che è magicato, e poi non voglio più niente. O volete o non volete, o meglio supplicare lo faccio io. Lo sapete? Io non ho bisogno di niente. A me non sapete, vi posso offrire il braccio Alla vostra, Don Procopio, e tutte le amiche nuove ci danno ancora per notte. e andiamo a bere un bel bicchierotto alla E lei salute di scuote il tutti. mio braccio. E benissimo, e allora passate tutti in fila e a me